Mentre l'atleta paralimpico veneziano Moreno Pesce continua a cimentarsi nelle sue scalate estreme con una sola gamba, la Gazzetta dello Sport ha lanciato un sondaggio per assegnare tramite votazione online i Gazzetta Sport Awards, con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. E Pesce, originario di Noale e campione della Polisportiva Terraglio, è tra i 6 candidati. È successo così d'improvviso, un amico mi ha girato un link e mi ha detto guarda che sei candidato agli awards della Gazzetta dello Sport come atleta paralimpico. Io sono rimasto allucinato, stupito, sorpreso, piacevolmente, mi è venuto anche da piangere, che alla fine è una cosa davvero incredibile pensare che sono in competizione virtuale con degli atleti paralimpici che hanno vinto medaglie, record, ed io invece non ho mai vinto niente a quei livelli. Io vivo la mia disabilità sui monti e come me tanti altri ragazzi che accettano questa sfida. E quindi è una grande soddisfazione come veneto essere il rappresentante della disabilità veneta. Attualmente Moreno è in testa alla classifica grazie a tutte le persone che lo stanno votando e c'è tempo fino a sabato 12 dicembre. Se riuscite, avete piacere, io sono un simpatico, magari votate per me. Grazie mille, un abbraccione.